Martedì 19 dicembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo a titoli presenti sulle prime pagine. Purtroppo le prime pagine di oggi si aprono con una tragedia sul lavoro che ci porta in Alpago. Diamo subito uno sguardo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco la notizia messa in primo piano. Travolto dal macchinario, l'aspiratore scivola dal muletto che lo caricava su un camion e colpisce l'operaio, morto sul colpo. Tragedia all'Intersox di Alpago, la vittima aveva 57 anni e abitava a Ponte nelle Alpi. Schiacciato dall'aspiratore meccanico che veniva caricato su un camion alla Intersox di Paludi, Zeliko Manarin, 57 anni, croato di origine, residente a Ponte nelle Alpi, è rimasto a terra dopo che il muletto condotto da un secondo operatore ha perso il carico nel trasferimento sul mezzo. È il quarto incidente sul lavoro in meno di un mese che si verifica in provincia. L'uomo ieri intorno alle 16 sovrintendeva alla movimentazione di alcuni macchinari dallo stabilimento Intersox di Paludi. L'approfondimento di Contento a pagina 26. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, modificato il regolamento, si parla di Parco Nazionale dei Dolomiti Bellunesi che cambia via libera alla cronoscalata e al canyoning. Il nuovo testo trasmesso al Ministero salva la pedavena Croce Daune come corsa storica del territorio. Dalla sanità, taglio del nastro con Zaia, siamo alla Mona, riapre riabilitazione, una struttura di eccellenza, terminato l'intervento da 5,6 milioni di euro, nell'ospedale spazio anche agli ambulatori territoriali. Il presidente della regione Veneto Zaia, lavoriamo per non chiudere nulla. Le carenze di organico, sempre per la sanità, i gettonisti in Veneto 42.000 turni a chiamata. La sanità veneta protesta per le indecisioni del governo su organici e regole pensionistiche di settore e crescono le prestazioni a chiamata. L'approfondimento da pagina 2 a pagina 3. Il numero del nostro mensile a Nord-Est Economia dedicato al divario di genere, troverete quindi l'inserto in questa edizione del Corriere delle Alpi. Un altro richiamo invece che riguarda la provincia di Belluno è riferito allo sport. Belluno Volley Serie 3, via Maccabruni arriva a Ferrato. La sconfitta contro l'Acquitermi ha fatto partire una mezza rivoluzione in casa Belluno Volley. Con una mossa di mercato studiata già la scorsa settimana, la società presieduta da Sandro Darold ha annunciato l'arrivo dell'alzatore Leonardo Ferrato, una mossa che in pratica silura Filippo Maccabruni che, a detta del DG Franco Darè, scala nelle gerarchie anche dietro il secondo Martinez, probabile una risoluzione di contratto. L'approfondimento di Dapoian a pagina 33. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno. Anche il Gazzettino in prima pagina dedica spazio purtroppo a questa tragedia sul lavoro avvenuta nel comune di Alpago. Muore travolto da un macchinario. La tragedia sul lavoro ieri pomeriggio all'Intersox di Paludi durante le operazioni di carico del prodotto su un auto articolato. La vittima, il 57enne Zeliko Manarin, viveva a Ponte, era conosciuto per l'attivismo nella comunità italo-croata. L'approfondimento di Bonetti e Santin lo troveremo a pagina 10. E la foto di copertina è dedicata all'inaugurazione della ristrutturazione dell'ospedale di Lamono, storico ospedale dedicato alla riabilitazione. Da gennaio torneranno anche i pazienti. Riaperto l'ospedale di Lamono, modello per la riabilitazione. Riapertura dell'ospedale riabilitativo di Lamono diretto dal dottor Massimo Ballotta, a destra durante il taglio del nastro a fianco dell'assessore Lanzarini e del presidente Veneto Zaia. Elogiata la sanità di montagna, annunciati nuovi investimenti. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, alleanza antifurti dai carabinieri, elogi ai cittadini, oltre 600 vetture fermate nei controlli, crollano i casi, ancora nessun denunciato. Richiami di spalle, Pieve di Cadore, prima della psichiatra altri casi di aggressione. Il caso dell'aggressione verbale ai danni della psichiatra Sara Duma, responsabile dell'UOSD di Pieve di Cadore, fa emergere un altro caso accaduto a marzo al medico di famiglia bellunese Emanuele Del Favero. Un paziente gli ha tirato una manata in faccia spaccandole gli occhiali e riempiendolo di insulti. L'aggressione è stata generata dalla mancata prescrizione di un farmaco spesso utilizzato come farmaco d'abuso.
Cortina, pista di bob, ancora aperta la soluzione Ampezzana e ancora da Cortina comitato civico contro i progetti sull'ex stazione. Falcade, omologazione confermata per la pista l'approfondimento di Fontanive a pagina 11. Per quanto riguarda lo sport, via Maccabruni, ecco Ferrato, il Belluno Volley si affida a un nuovo regista. Ancora dallo sport, ma anche dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, richiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Parco, le regole cambiano, spira la pedavena Croce Daune. E ancora Belluno, parliamo di Bellunese, sviluppo urbano sostenibile, 13 milioni per 10 comuni. Sviluppo urbano sostenibile è la materia che ha messo assieme 10 comuni più Dolomiti Bus e Ater, ottenendo 13 milioni di euro. L'approfondimento di Federica Fad a pagina 5. E addentriamoci in questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, sanità tra passato e futuro, l'ospedale modello restituito alla MON, conclusi i lavori di ristrutturazione, ieri la cerimonia di inaugurazione, 5 milioni di euro il costo dell'intervento, i pazienti rientreranno a gennaio. Il nosocomio fondamentale quale centro riabilitativo ben oltre questo territorio. Bond, un edificio a Feltre per dare casa ai medici, la proposta ideata per dare risposte alla carenza di professionisti. Ringraziamenti per Zaia e Trento. È il presidente dei fondi comuni di confine guidati appunto da Dario Bond. L'approfondimento lo troverete a pagina 2 del Gazzettino di Belluno. Ma sempre in merito alla riapertura dell'ospedale di Lamon, riferimento per la riabilitazione, il presidente della regione Veneto Luca Zaia presente all'inaugurazione con l'assessore Manuela Lanzarin. Per qualcuno doveva essere un presidio da abbandonare, noi invece vogliamo investire qui ulteriori 4 milioni di euro. Questa è la dichiarazione di Zaia. Come altre volte il governatore invita i bellunesi a non dare spazio a complessi di inferiorità. Traumatologia in montagna, domina la chirurgia della mano, ulteriore approfondimento a pagina 3, il tema affrontato in una giornata intera di confronti organizzata da Ferdinando Darin e Massimo Corain. E adesso siamo a pagina 5, Comuni Uniti incassa 13 milioni, 10 amministratori più Dolomiti Bus e Ater creano una strategia comune per lo sviluppo urbano sostenibile. La Regione ha dato il via libera alla strategia integrata Sisus. De Pellegrin, sindaco del capoluogo bellunese, è la prima volta che otteniamo questo fondo. Ma quali sono i comuni interessati da questo investimento? Abbiamo il comune di Belluno, Borgo Valbelluna, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico e Sosperolo, con l'aggiunta di Ater Belluno e Dolomiti Bus e ancora queste due, società pubbliche. Gruppo di azione locale, il Gallo ottiene 6,4 milioni a sostegno del territorio, altra notizia riferita a contributi che stanno arrivando in provincia di Belluno. E adesso siamo a pagina 7, una notizia che interessa anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo, la provincia in un calendario, ce lo chiedono gli emigranti, anche quest'anno si ripete la tradizione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, sono 4.500 le copie che saranno spedite in tutti i continenti, costo totale 2.500 euro. Il presidente De Bona, i costi sono alti, li possiamo sostenere soltanto grazie al sostegno di enti e aziende. Roberto Padrin serve anche a rilanciare il brand delle Dolomiti Montagne di Venezia. Erano entrambi presenti ieri alla presentazione appunto del calendario. Successo del tour tra i 21 presepi di Giamosa, Don Giorgio Aresi, ognuno è stato costruito con cura, attenzione e pazienza, ovvero con il cuore. E ancora da questa pagina, Belluno, il CONI premia atleti, tecnici, dirigenti, cerimonia nella sede dei maestri di sci. Medaglie e applausi anche per Giada Speccia in lizza per Parigi 2024. E adesso spostiamoci a Feltre, notizia che interessa il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, parco regolamento più tiepido. Il direttivo dell'ente delle Dolomiti Bellunesi e la comunità hanno approvato le modifiche che verranno inviate al Ministero. Si è discusso della pedavena Croce Daune, i bolidi così non dovranno più tagliare il traguardo a Pian d'Avena. Ancora da Feltre, fondo a Pra del Moro, la pista inaugurata il 26 dicembre, vediamo appunto la zona interessata da questa pista per tutti gli amanti dello sci da fondo. Controlli a tappeto, furti rallentati, siamo a pagina 9, la massiccia presenza di pattuglie dell'Arma ha fatto sì che non siano state più registrate razzie nelle abitazioni. Il colonnello dei Carabinieri Pigozzo, collaborazione basilare con i cittadini, pattuglie ancora in piena attività sul territorio. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di persone e veicoli senza che venisse evidenziato qualcosa di anomalo.
Notizie da Fonzaso, i mercatini di Natale in centro sono stati disertati dalla gente. E ancora a Bassofeltrino, nuovo comune di Setteville, oggi in consiglio regionale. La consigliera regionale Silvia Cestaro illustrerà l'iter per unificazione dei municipi. A fine gennaio le amministrazioni decadranno e verrà nominato così il commissario prefettizio. E adesso la tragedia che ha scosso la comunità di Alpago e di Ponte nelle Alpi. Purtroppo è morta una persona nell'ambiente di lavoro. Siamo a pagina 10, tragedia a Paludi, muore schiacciato mentre carica il tir. La vittima è Zeliko Manarin, 57enne di Ponte, stava operando all'Intersox, azienda della sede industriale di Alpago, su un camion arrivato dalla Bosnia. Il conducente del mezzo pesante sotto shock, non ho visto nulla, è caduto il pacchetto del mezzo e boom. Un'operazione come tante di routine. Era questa la mansione che ieri pomeriggio stava svolgendo Zeliko Manarin, operaio 57enne italo-croato da anni a Ponte nelle Alpi. Era a lavoro alla Intersox di Paludi, in comune di Alpago. All'improvviso la tragedia. L'uomo è stato schiacciato sotto l'apparato meccanico del camion che stava caricando. Immediato il soccorso dei colleghi che erano sul posto, che hanno iniziato le manovre rianimatorie, nelle quali sono subentrati poi i sanitari arrivati con l'elicottero da Pieve di Cadore, ma per il 57enne non c'era più nulla da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Belluno e ai tecnici dello Spisal, che stanno ricostruendo l'accaduto ed eventuali responsabilità. Gran lavoratore l'intera comunità di Ponte è scossa, non solo io ma l'intera comunità di Ponte nelle Alpi è scossa. Così il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini ha accolto la notizia della morte di Zeliko Manarin, sposato con 2 figli, orgoglioso nonno di 3 nipoti. L'operaio 57enne viveva a Paiane ed era molto stimato. Il sindaco conosceva personalmente Zeliko. Originario della Croazia, era arrivato in Italia negli anni 90, quando da quel paese giunsero in Italia ed in particolare nel Bellunese tante persone oriunde della nostra provincia. Con lui anche la moglie. La sua morte rappresenta un grande dispiacere. Era un grande lavoratore, prosegue il primo cittadino, educato, gentile, ben inserito nel territorio ed attivo. Era stato tra i fondatori dell'associazione italo-croata Sorta a Ponte e proprio con questo sodalizio aveva pubblicato un libretto sulla storia di Plostina, la città croata dove erano emigrati tanti bellunesi. Nel volume era presente anche un suo contributo. Siamo a pagina 11, non solo la psichiatria, aggredito un altro medico. La storia della dottoressa Sara Duma, assalita da un paziente, fa riemergere quella che vede protagonista Emanuele Del Favero. A fine marzo il professionista era stato colpito in ambulatorio a Pieve di Soligo da una manata che gli aveva rotto gli occhiali. Falcade, la regione certifica la pista Scola per il fondo. E altre 2 notizie dal Cadore. Borca, l'hotel Boite compie 60 anni, restyling da 3 milioni entro il 2026. Calalzo torna allargata la natività vivente, occupando nuovi spazi del paese. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 17, urbanistica e welfare, cantiere e servizi, la Valbelluna Farete, 13 milioni per lo sviluppo sostenibile, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 18, in tribunale, banda dei furti a processo, derubavano gli anziani appena dopo il lockdown. E una notizia di spalle riguarda purtroppo un lutto, mancata per malattia Gabriella Floridia, ex giudice onorario. Aveva 60 anni l'ex giudice onorario del Tribunale di Belluno, che è mancata per un ritorno aggressivo quanto inaspettato della malattia che l'aveva colpita anni fa. Siamo a pagina 19, Feltre, regolamento del parco modificato, ritorna la Pedavena Croce Down, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino, ma non solo Pedavena Croce Down, è anche il via libera e alla sperimentazione del canyoning. E vediamo in questo scatto una fotografia che rappresenta questa idea del parco che propone una sperimentazione per il torrentismo nelle forre del territorio. Bollette, cambio gestore dell'energia, consulenze per i pensionati. Con la fine del mercato tutelato, la FNP CISL lancia uno sportello ad accesso gratuito, un'iniziativa pensata per aiutare gli associati a destreggiarsi nella selva di offerte. Belluno, sociale, lavori di pubblica utilità, il comune alla ricerca di 2 disoccupati. Salute, contro influenza e Covid, 654 vaccini nel weekend. Altre 2 notizie brevi, per De Cole Zanella incarico dall'igiene, notizia che riguarda in questo caso l'USL, e sempre dall'USL unità mobile radiologica, il bando va deserto. Continuiamo con le notizie dedicate al territorio bellunese, siamo a pagina
Siamo a pagina 21, sempre dal capoluogo, l'isola che non c'è della CR di Castione entusiasma sul palco. Lo spettacolo di Natale riempie il teatro San Gaetano, gli attori in erba 6-13 anni, diretti da giovanissimi animatori. E sempre da Belluno, figurina bellunese, CAG premia i più veloci, il progetto I liceali del Da Vinci per i bimbi in pediatria. Continuiamo con Feltre, entro un mese la Monna riapre la riabilitazione, struttura di eccellenza, approfondimento trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo con Feltre, inquinamento nei limiti di legge, l'area della città è già promossa, è il nono sforamento dell'anno delle polveri sottili, la quota a rischio è 35, l'assessore Dalla Palma, sono attivi i limiti all'uso di vecchie stufe e le restrizioni delle auto. Pagina 25, 4 mesi nella roulette per formarsi al CFS di Sedico. Il vicentino Riccardo Girardello è diventato escavatorista alloggiando nel cortile dell'istituto, ora ha già avviato una impresa impropria e ha conquistato il primo appalto fuori regione. La sua determinazione è stata elogiata dall'assessore Elena Donazzan, la scuola edile lo ha sostenuto nel suo desiderio di apprendere. Borgo Valbelluna, investimento mortale a Gus, domani l'autopsia su Dallasen, la vittima di questo incidente avvenuto sabato sera nel comune di Borgo Valbelluna. E altre notizie che troviamo in questa pagina, Sospirolo, scusate, la giunta domani a Grone incontra la popolazione, Borgo Valbelluna arriva la prima guida del Museo Civico di Mel. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla tragedia sul lavoro in Alpago, macchinario scivola dal muletto, operaio schiacciato dall'Intersox, infortunio mortale ieri pomeriggio nell'azienda di Paludi. Zelicco Manarin aveva 57 anni e assisteva al trasferimento. Il pesante aspiratore meccanico si è rovesciato addosso al dipendente. Il camionista bosniaco: ho visto cadere quell'apparecchio, è stato un attimo. E in questi scatti il tir che doveva ospitare il carico, i drammatici tentativi di rianimare Manarin nelle foto dell'autista. L'azienda va a Vittorio Veneto, l'operaio addetto al trasloco. Altra notizia che riguarda il mondo del lavoro, linee produttive spostate da 2 mesi, gli uffici entro Natale. Siamo a pagina 27, l'evento, bandiere di 19 paesi iniziati in Val di Zoldo, gli europei universitari. E ancora a 30 anni dalla valanga, sul rifugio Pian dei Fiacconi, gestore ancora senza aiuti. Marmolada, Guido Trevisan contesta i silenzi della provincia di Trento, nessun indennizzo e nemmeno una mail o una telefonata. Siamo a Valle di Cadore, Unione Montana offer la legale rappresentante, ma lo stallo persiste. La sindaca tiene i contatti con gli uffici della regione, sbriga il lavoro ordinario e garantisce anche gli stipendi. Sulla futura nomina del commissario, l'ex presidente Gosetti non ha ancora novità. Speriamo che arrivi entro la fine dell'anno, ci sono delle scadenze che vanno rispettate. Coppa del Mondo Sci Donne, Rumerlo, area ristoro per tifosi e spazi rivisti per postazioni TV. E ancora aperto il villaggio di Babbo Natale. Fino al 6 ogni sera uno spettacolo. Il 24 il Grande Vecchio prenderà a mano le letterine dei bambini. Notizia che riguarda sempre Cortina d'Ampezzo. Scuola di sci Cortina, 90 anni e non sentirseli addosso, ma adesso il maestro fa un lavoro tanto diverso. Lo storico presidente Giovanni Alverà snocciola numeri, traguardi, obiettivi. Ora siamo a 150, lavoriamo anche d'estate, saremo ai Giochi 2026. Banchetto venerdì al Cosmo per tutti gli over 80 residenti, Pieve di Cadore, iniziativa della sindaca Manusci. Intanto il comune ha risistemato la strada verso una delle 2 case di riposo. Dalla rubrica Cultura e Società alla mostra vita da Dogaressa tra moda e imprenditorialità, il mito della venezianità declinato al femminile. A Portogruaro il racconto dal Medioevo al Novecento in una First Lady d'altri tempi capace di affascinare ancora oggi. Dalla rubrica Giorno e Notte, 2 capolavori immortali da Vivaldi e Bach per il concerto di Natale. Si chiude a ingresso libero la stagione del Circolo Culturale. Marcone dirigerà l'orchestra Frau Musica e il coro del Friuli. E ancora Cortina Teatro con Moon e Bonato nell'Olimpico di Beethoven. Passiamo allo sport, rivoluzione Belluno, Sidurato Maccabruni, l'alzatore ferrato è l'uomo della svolta, notizia che riguarda la pallavolo di Serie A3. Calcio di Serie D, Caprioni, una pallonata e poi il blackout, sto meglio, giovedì vorrei esserci. Padel, quarta vittoria del Valbelluna che si qualifica alla seconda fase. La cerimonia sul palco del CONI, 13 stelle di Natale, premiati i migliori delle ultime 3 stagioni, dai Bacher Special Marchetta e Tabacchi agli invernali di De Silvestro e Comarella, all'hockeyista inline Mazzariol.
Pattinaggio artistico, pelline e corso incantano sul ghiaccio di Pinzolo alla prima Gardena Cup e terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nella prima metà giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, più probabilmente di mattina nebbie da estese a locali. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.